Il Follonica batte 5-3 il Lodi, una vittoria insomma, di riscatto perché l'ultima partita a Forte dei Marmi non era andata benissimo. Il presidente Franco Ciullini, un po' di polemica anche in tribuna, soprattutto gli ultra, però effettivamente insomma, la squadra ha messo in pista una grande voglia e tra l'altro ora ci sarà il play-in contro il Sarzana. Sì, no, il nostro campionato sin dall'inizio eravamo stati chiari che era un campionato su questa natura, settimi, ottavi, noni, erano queste le posizioni in base a come la squadra era stata costruita e pertanto come società siamo soddisfatti. C'è stato qualche peccato, qualche calo in qualche partita che potevamo dare veramente di più e che non ci siamo riusciti, però il Follonica vero è quello che ha giocato stasera, considerando che anche stasera ci mancava Marcos Vega. Dunque una moderata soddisfazione per quello che hanno fatto, io però con l'occasione che finisce la stagione regolare vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano, i tifosi ovviamente che ci sono sempre stati vicini, anche se hanno stasera un po' di polemica, ma va bene, rientra nelle caratteristiche dei tifosi, gli sponsor, l'amministrazione comunale, perché ci sono stati appunto tutti molto vicini e tutti coloro che collaborano con l'Oki, dai dirigenti ai ragazzi, ai genitori che ci danno una mano. È stata una stagione lunga, difficile, perché sapevamo che era così, però complessivamente arriviamo a fare questi play-in col Sarzana che è una squadra sul nostro livello, nel senso che siamo tutti e due lì che possiamo giocarci questo accesso ai play-out. Vediamo, speriamo che vada bene, ora abbiamo questi campionati femminili, l'Under 13 questo prossimo fine settimana, Follonica rimane sempre Hockey City.